Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea, Antonino. Se Castellana sveva, l'anno era il 1978, questi erano gli Chic con Le Freak. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 954 di oggi, martedì 11 di marzo dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo: date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete liberamente il direttore responsabile Alessandro Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molto altro ancora. Ma adesso, bando alle ciance, è tempo di Qui Parlamento, sigla. Qui Parlamento. E io do il bentornato all'onorevole Luca Toccalini questa sera, perché la notizia è una notizia croccantissima. Dopo anni e anni di polemiche, domande sulla grattachecca romana,
sì, hanno chiesto anche questo. E molto altro ancora, sono stati aboliti i test d'ammissione a medicina. Ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti. È una E allora? grandissima notizia perché oggi si chiude un percorso iniziato in Senato parecchi mesi fa, ma come giustamente veniva sottolineato, questa è una battaglia storica della Lega che portiamo avanti da tanti anni e siamo riusciti oggi finalmente a votare in via definitiva questa importante delega al governo che dà finalmente al merito soprattutto una grande importanza e un po' meno ovviamente alla fortuna, perché quante polemiche, quanti ricorsi abbiamo visto in questi anni per domande assurde all'interno appunto dei test di medicina e purtroppo quante volte abbiamo visto ragazzi e ragazze che avevano tutte le capacità e le competenze per fare un grande percorso accademico in questa facoltà, doversene andare all'estero perché qui questa possibilità era solo per pochi. E in un momento come quello che stiamo vivendo, dove ahimè gli ospedali hanno pochi medici, sui territori si fa fatica persino a trovare il medico di base, credo che la miglior risposta sia quella che abbiamo dato oggi in aula e sarà un percorso che finalmente vedrà la luce in brevissimo tempo. Ecco, ma quindi tramonta l'epoca dei quiz assurdi e ora cosa ci sarà? Ci sarà una valutazione del merito perché finalmente sarà aperta per tutti ovviamente i primi 6 mesi di corso e dopo 6 mesi di corso chi avrà raggiunto il numero diciamo necessario dei cosiddetti crediti formativi sarà ammesso automaticamente al semestre successivo. Quindi quello che è un po' il metodo alla francese, per una volta abbiamo copiato un qualcosa di poco di buono, qualcosa delle cose poche buone che hanno fatto i francesi e quindi dare la possibilità di mettersi alla prova senza dei test che oggettivamente non servivano. Poi chi è in grado e chi sarà capace potrà proseguire il suo percorso e diventare medico. Chi evidentemente capirà che non è la propria strada non butterà nemmeno via questi 6 mesi diciamo iniziali perché potrà fare un'altra facoltà legata penso per esempio a veterinaria, farmacia, comunque al mondo scientifico, al mondo medico. Esattamente. Senta, diciamo così, l'obiettivo appunto è avere più medici, possibilmente anche in tempi in tempi diciamo, come possiamo dire, accettabili e questo naturalmente sulla base dell'entusiasmo e della preparazione dei ragazzi, che quindi potranno accedere senza essere spaventati da domande astruse, che peraltro con la loro professione non c'entreranno niente. Assolutamente, assolutamente, ma infatti è veramente una riforma epocale, poi è un primo pezzo di una riforma complessiva che stiamo andando a fare su medicina perché poi ve lo ricorderete, ne avrete sicuramente sentito parlare negli anni passati, si è passati anche dal cosiddetto imbuto formativo, ovvero tutti quei medici che noi avevamo laureato e che quindi avevano fatto 6 anni di percorso, che poi però non potevano diventare pneumologi piuttosto che cardiologi, piuttosto che pediatri, perché non c'erano i posti a disposizione. E quindi anche su questo eravamo già intervenuti con il governo Draghi, grazie a un forte impegno della Lega, e anche su questo c'è la garanzia da parte del governo che si lavorerà proprio nella direzione di ridare finalmente ai nostri territori quei medici che purtroppo oggi veramente i nostri cittadini fanno fatica a trovare. Molto bene. Senta, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Sicuramente i nostri prossimi impegni politici sono il congresso che avremo sicuramente il 5 e il 6 aprile a Firenze, dove come giovani mi piacerebbe sottoporre un tema che sto seguendo in questi 2 anni di legislatura qui a Roma, che è il tema del disagio giovanile, un tema che purtroppo è sempre più sentito, ci sono sempre più ragazzi che si sentono soli, sempre più ragazzi che purtroppo cadono in droga, in alcol e in depressione e in altri problemi. Ecco, credo che sia arrivato il momento definitivamente di affrontare questo tema perché il periodo del Covid è stato pagato caramente soprattutto dalle nostre generazioni più giovani e quindi credo che il governo su questo debba ancora fare molto. Quindi questo sarà il mio impegno da qui ai prossimi mesi per ridare un po' di luce, un po' di speranza a questi ragazzi, perché è vero che da una parte la tecnologia ha aiutato, ma dall'altra parte ha tolto quel contatto diretto ed immediato e quella socialità a cui noi siamo sempre stati abituati e credo sia arrivato il momento appunto di tornare magari a guardarsi negli occhi, a stringersi la mano, a giocare a pallone al parco, tante cose
che si facevano in passato, ma che oggi con la tecnologia non si fanno più. Quindi c'è tanto da fare e io sono a completa disposizione, sto incontrando tante associazioni giovanili che ci dicono di intervenire proprio su questo. Molto bene, noi saremo qui a raccontare tutto questo quando vorrà essere ancora nostro gradito ospite. Grazie ancora. Grazie a voi, buona serata. Buona serata. Sigla. Qui Parlamento. Allora, adesso noi ce ne andiamo un momento in pausa e ci ascoltiamo questa bella canzone di Olga Mieleshchuk, Goodbye Odessa del 2020. Perché? Perché dopo arriva lui, implacabile come sempre, il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, col diritto e rovescio, e poi avremo il faccia a faccia con Ugo Poletti, direttore di The Odessa Journal, ma quello ve lo presenterò tra poco. Vai pure Sveva, a tra poco. Di nuovo a te la linea, Antonino.
Grazie cara Sveva, alle 18:34 minuti e 12 secondi. Oh Odessa, arrivederci Odessa, mi mancherai così tanto. Non ti dimenticherò mai. Arrivederci amici miei, gridiamolo assieme. Mamma Odessa, ti amo così tanto. Questa era Proshai Odessa, arrivederci Odessa, cantata da Olga Mileshuk. Stasera noi torniamo in Ucraina, torniamo soprattutto a Odessa a incontrare Ugo Poletti, il direttore di The Odessa Journal, autore anche di un bellissimo libro, lo vedrete nel corso del nostro Faccia a Faccia, Ugo Poletti nel cuore di Odessa, l'orgoglio di una città al centro della storia, per i tipi della Rizzoli. Ugo Poletti è stato un testimone, io credo, più che dignitoso e credibile nel corso di questi 1095, quasi 1100 giorni e oltre di guerra, e mentre si comincia a sperare nella possibilità della fine di questo conflitto, abbiamo provato a fare il punto della situazione. Com'è vivere a Odessa? Com'è vivere dopo 3 anni di guerra? Cosa è forte? Cosa si è indebolito? Com'è cambiata la gente? Com'è cambiata la vita? Tutte domande a cui noi in fondo, che abbiamo l'enorme fortuna con la C maiuscola, permettetemi la battuta, da 80 anni di non dover assolutamente vivere, e di questo dobbiamo ringraziare tutti i politici che nel corso di questi 80 anni alla guida del Ministero degli Esteri, tutti tranne uno, e potete anche immaginare chi, tutti i politici alla guida del Ministero degli Esteri, che in questi 80 anni ci hanno garantito sicurezza e una relativa tranquillità. Penso ad Aldo Moro, a Giulio Andreotti, penso a Gianni De Michelis, penso ad Antonio Martino, penso veramente a fior di politici e statisti che hanno rappresentato il nostro paese nel mondo. Detto ciò, adesso noi facciamo però una breve introduzione con il diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi. Vai pure, Sveva, quando sei pronta. Donald Trump è riuscito in pochi giorni a raggiungere una tregua fra israeliani ed Hamas nella striscia di Gaza. Il problema però, dopo i primi 46 giorni di cessate il fuoco, è come proseguire nella tregua e soprattutto come trovare la via per un armistizio duraturo. In Ucraina invece Trump sta attuando una politica disastrosa, infatti tratta molto meglio Putin, che è l'aggressore, e decisamente peggio Zelensky, che è notoriamente l'aggredito. Inoltre sempre Trump blocca la fornitura di armi a Kiev, ma non limita l'aggressione di Mosca, che infatti si è intensificata perché, approfittando del disimpegno statunitense, ha vistosamente aumentato i suoi bombardamenti su tutta l'Ucraina. In pratica Trump, mentre incatena Zelensky negandogli ogni aiuto, lascia libero però Putin di bombardare dove meglio gli piace, mentre in vista di iniziare le trattative Trump avrebbe dovuto almeno tentare di ottenere una riduzione equilibrata degli attacchi da parte di entrambi i contendenti. Ecco, in questo diritto e rovescio stasera Pierluigi Magnaschi pone una serie di interrogativi. Credo che a distanza Poletti gli abbia in un certo senso risposto. Allora andiamo a vedere che cosa succede a Odessa, anzi andiamo, per usare il titolo del libro di Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal, andiamo nel cuore di Odessa. Sveva, quando vuoi. Allora, io questa sera ho il piacere di ritrovare un graditissimo ospite che nel corso di questi 3 anni ci ha accompagnato con la sua professionalità, cortesia e aggiungerei anche umanità, perché credo che quando sei testimone giorno dopo giorno per oltre 1000 giorni di una guerra come quella tra Russia e Ucraina, anche quello che tu sei dentro viene messo a dura prova. E
insomma, prima parlavamo, prima di questa nostra chiacchierata, scambiavamo alcune opinioni, ma mi sembra che alla sollecitazione abbia risposto con molta forza. Lui è appunto il direttore di The Odessa Journal, Lugo Poletti, che voglio ringraziare ancora una volta per il suo tempo e per la sua disponibilità. Direttore, allora, 1095, 1100 giorni di guerra, è successo veramente di tutto e lei è stato nostro testimone, è stato i nostri occhi e le nostre orecchie a Odessa. E adesso a che punto siamo? Come state? Che succede? Beh, succede che nessuno avrebbe mai pensato di passare 3 anni di guerra. Noi ogni anno avevamo l'impressione che ormai le parti avessero esaurito la loro voglia e motivazione di combattere, invece siamo ancora al terzo anno di guerra. Quindi, situazione qual è? Odessa in questi 3 anni ha subito più di 700 attacchi. Ogni attacco varia da 2 o 3 missili o droni fino anche a 200, quindi significa proprio che ordigni esplosivi che ci cascano sulla testa, che hanno ucciso 187 persone. E se vogliamo calcolare il numero di allarmi che le mie orecchie hanno sentito, superano i 5.000, perché diciamo che per ogni attacco ci sono circa, ho stimato almeno 8 sirene che suonano durante il giorno, molte delle quali sono soltanto di preavviso e di cautela, poi non si verifica il vero attacco. Quindi questa è una situazione, stranamente abbiamo imparato a convivere con questa situazione scioccante e anche pesante all'inizio, adesso fa parte della normalità, salvo il fatto che qualche volta si dorme poco, perché gli attacchi normalmente arrivano di notte. E allora Sì. ti devi alzare, devi andare, chi vuole va al rifugio, noi basta che andiamo sulle scale, siamo già in una situazione di protezione e quindi questa è la situazione. Questa è la situazione personale di una città che però, e questa è la cosa, se vogliamo, straordinaria, che ti fa anche essere ottimista sul futuro. La città comunque vive con un'energia incredibile, a cominciare dal fatto che anche chi viene a visitare in questi giorni Odessa, o l'ha fatto anche negli anni scorsi, normalmente sono giornalisti, perché loro per mestiere devono venire, però non solo, trovano una città che è viva, tra un allarme e l'altro, la gente va al ristorante, le persone vanno in ufficio a lavorare, e per strada è pieno di persone che passeggiano, e questo non rimangono tutti sbigottiti, perché chi non è qua si aspetta che la città sia deserta, la gente stia chiusa in casa, invece non è così. Ma dirò di più, ogni sera al Teatro dell'Opera ci sono concerti, la gente riempie il Teatro dell'Opera, va a sentire la musica, e ci sono le code all'ufficio comunale di gente che si sposa, quindi si vedono coppie per strada in un contesto assolutamente strano. Io stesso poi mi sono preso questo lusso e nel primo anno di guerra, a giugno del 2022, pure io mi sono sposato, quindi questa cosa l'ho vissuta. Congratulazioni. E quindi, ed è una cosa straordinaria, perché contrariamente a quello che uno potrebbe intuire, non è la depressione quella che viene fuori, ma la reazione a viviamo bene, viviamo al meglio. Se c'è un compleanno si fa la festa di compleanno, se ci sono ci sono regolarmente degli incontri con serali, con amici, certo con la cautela e con la prudenza, ma si vive e si intensificano questi, perché è meglio non rimandarli a questo punto, visto che c'è una sensazione di rischio, le cose importanti si devono fare. Quindi. Cioè, io trovo, mi creda, vorrei dirlo senza retorica, trovo tutto questo eroico, perché anche questo è resistere, anche questa è una resistenza, anche questo è combattere. Cioè, se viene meno il coraggio della gente, se viene meno anche la sua capacità di sopportazione, la guerra finisce nel giro di pochi minuti, questo è il punto. Infatti, a maggior ragione le dico, scusi, ma dopo 3 anni, dopo tutto questo, dopo tutti i morti che ci sono stati, cioè la gente ancora crede a Zelensky?
Allora, la risposta va articolata. La gente crede alla necessità di difendersi da un attacco. La gente è convinta che questo sacrificio è servito per rimanere un paese libero e che Zelensky piaccia o no, la libertà significa anche poter scegliere il presidente. Oltre confine, il presidente i russi non lo scelgono, è sempre una monocandidatura, si è visto anche alle ultime elezioni. C'era un candidato che rischiava di prendere forse il 10% dei voti, che aveva detto che lui era contrario alla guerra, l'hanno subito buttato fuori dalla gara. Qui io l'ho visto con i miei occhi e lo dico perché sono andato personalmente ai seggi a vedere votare mia moglie, sono andato anche a partecipare a un comitato, a un gruppo elettorale, a un comitato di supporto elettorale per vedere cosa succedeva, per capire. Qui le elezioni sono elezioni veramente libere, i candidati erano diversi e quindi gli ucraini lottano anche per questo. Quello che per noi è un diritto scontato in Italia, questo qui non sarebbe così scontato se la Russia fosse stata vincente, se avesse occupato l'Ucraina. Per cui la gente crede nella necessità che questa guerra, questa resistenza andava fatta. È chiaro che questa cosa crea stress, crea dolore, crea rancore, e quindi questo è un fatto, e che la gente sia stanca e che la guerra vorrebbe che finisse, questo è, ormai si sa, la maggior parte della popolazione è su questa linea. Zelensky è un personaggio che è non privo di difetti, a cui si attribuiscono molti errori, è un personaggio che viene criticato, ma anche liberamente, per cui si può parlare di Zelensky qui in Ucraina, sui social network, nei dibattiti. E anche questa è la libertà che gli ucraini vogliono, cioè noi possiamo criticare il nostro presidente. Fallo in Russia, con Putin voli da una finestra, cioè la gente muore se non è d'accordo con Putin, sì. Che è una cosa è veramente evidente, non riesco a capacitarmi come ci siano degli italiani che siano affascinati da questo modello. Qui non muori se vieni. Ci sono nel Parlamento ucraino che è regolarmente costituito e che si incontra regolarmente partiti di opposizione a Putin che lo sfidano, che lo attaccano, che lo criticano. Per cui Zelensky è certamente un leader non perfetto, non è un Churchill, diciamo la verità. Il modo in cui viene gestita l'Ucraina, lo stile del suo governo si presta a molte critiche, la gente non è soddisfatta. Però allo stesso tempo la gente dice comunque questo piccolo uomo è rimasto al suo posto al momento in cui c'è stato un attacco e tutti gli dicevano mettiti in salvo perché qui finisce male per te per primo, e lui è rimasto. Quindi in ogni caso questa scelta eroica, perché veramente c'erano le squadre della morte che stavano girando per Kiev e ci sono state delle sparatorie e li hanno fermati in tempo, però questo gesto e la sua costante comunicazione perché l'Ucraina fosse sulle prime pagine dei giornali, fosse discussa ai governi, ecco, questa cosa qui comunque gli va riconosciuta, quindi anche l'ucraino medio che lo critica, io conosco anche personalmente dei suoi oppositori, però questa cosa qui gliela riconoscono, quindi in ogni caso lui è la faccia della resistenza, criticabile, con dei difetti, con tutto quanto. Dopo questa guerra probabilmente la sua carriera politica è finita, ma adesso non c'è alternativa, insomma. E anche chi, chiudo, paventa elezioni, cioè nessun leader politico ucraino, anche quelli che vorrebbero prendere il suo posto, adesso si candiderebbero, cioè nel mezzo di una guerra, no? Gliela fanno fare a lui. Ecco, appunto, lo abbiamo visto, possiamo dirlo, umiliato da Trump e Vance in diretta televisiva mondiale, una cosa che non era mai accaduta finora negli incontri dello Studio Ovale alla Casa Bianca. Come è stata presa lì in Ucraina? Cioè, alla fine è chiaro che Zelensky non ha un futuro politico davanti a sé. Credo che se lo sia anche ampiamente giocato con la sceneggiata che c'è stata a Washington, mi pare di capire. Ma la sceneggiata che è stata a Washington ha creato, allora, dal punto di vista interno, chiaramente molto dibattito. E qui l'Ucraina si è spaccata in due, perché comunque sia moltissimi ucraini si sono sentiti insultati loro per primi, dicendo scusa, questo è il nostro presidente, trattarlo così. Oltretutto,
per una questione di ospitalità, sei a casa di un altro e quest'altro ti crea intorno a te un ambiente ostile e ti tratta come uno scolaretto con un atteggiamento aggressivo e un po' di bullismo, io credo che entrambi abbiano fatto brutta figura e sia Trump che Zelensky hanno fatto degli errori in quell'incontro. Ma il padrone di casa, insomma, ha un dovere non solo di ospitalità ma anche di preparare un ambiente corretto, un ambiente leale per l'ospite, per quello che ha preso un aereo per venirti a trovare e per quello che rappresenta un paese in guerra. Quella brutta scena, che sarà studiata da tutte quante le scuole di comunicazione politica, perché è una scena da studiare, e poi possiamo anche raccontare alcuni. Io ho alcuni dettagli tecnici su questo incontro che mi hanno fatto riflettere, però Zelensky comunque qui ha ricevuto supporto, la gente, molti ucraini si sono stretti a lui, anche quelli che lo criticavano hanno detto ufficialmente, beh, in ogni caso è il nostro presidente, non si tratta di una persona in questa maniera, rispetto a lui che doveva riceverlo, non lui che doveva portarlo al presidente degli Stati Uniti. Poi ci sono però molti critici, certamente oppositori politici, che hanno detto pubblicamente in Parlamento, il tuo ego sta mettendo a rischio il paese. Tu sei andato lì, pensavi di condire Trump, non hai capito in che gioco ti trovavi, l'hai fatto arrabbiare, e questo certamente non è utile all'Ucraina, perché noi senza gli americani siamo in una situazione molto critica. Quindi moltissimi apertamente hanno detto come presidente non sei stato all'altezza. Ecco, quindi le due cose, l'Ucraina si è veramente spaccata in due. Riguardo a quell'incontro, innanzitutto ricordiamoci che tutti gli incontri tra capi di Stato, quando sono sotto le telecamere, hanno un copione scritto. Mai è successo, non succede quasi mai, è una cosa che non deve succedere, che si mettono a litigare o a discutere o a mostrare che hanno dei punti di vista diversi in pubblico. Perché le regole della diplomazia prevedono che prima di un incontro lo staff di entrambi, i cosiddetti Sherpa, quelli che preparano gli incontri, si mettono d'accordo. E se due capi di Stato devono litigare, chiudono la porta, spengono le telecamere, si tirano gli stracci addosso se vogliono, ma poi di fronte al pubblico devono avere un copione predisposto. Quindi che non ci sia stata questa gestione di quell'incontro è una cosa molto sorprendente. Dopodiché certamente, a parte diciamo il bullismo di Trump, che poi erano in due, Trump e Vance insieme, quindi erano 2 contro 1 oltretutto, più un giornalista piuttosto veramente cafone. Sì, quello che gli ha chiesto perché non si era messo in giacca e cravatta. Perché non ti metti l'abito? Ma scusa, ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Vieni qui a trovarci a Odessa o a Kiev, beccati qualche missile sulla testa, a quel punto abbassi un po' la cresta, una cosa così arrogante e inaudita che sia stata permessa. Zelensky, diciamo la verità, è andato e non ha capito il gioco. Zelensky probabilmente, che è un ottimo uomo di palcoscenico, non ha capito che era in un palcoscenico non suo, ma di un altro, e che anche Trump è un uomo di palcoscenico. E quindi è stata anche una non aver capito che è cambiato il gioco. È cambiato il gioco, non è più un'America che deve comunque, per un antagonismo dalla guerra fredda, curare i suoi alleati. Qui c'è un uomo che invece non li cura più gli alleati, basta vedere come si sta comportando col Canada, è una cosa inaudita, cioè, ma vai a sfidare un paese che da sempre è un tuo fedele collaboratore. Ecco, Zelensky non ha capito questa cosa, parlare a Trump male di Putin, perché l'ha fatto? Do una spiegazione, perché comunque Zelensky quando parla in pubblico viene ascoltato anche qui in Ucraina. In Ucraina probabilmente la più grossa preoccupazione di Zelensky è non deludere il suo popolo, i suoi ucraini, quindi poter dire di fronte a Trump noi Putin lo disprezziamo, non ti devi fidare, era una cosa che lui doveva dire agli ucraini per dire non vi preoccupate, io continuo non vi tradirò mai. Però se dice Trump una cosa del genere, che ha già deciso di parlare con Putin, questa roba qui serve solo a irritarlo. Ecco, questo è stato un errore madornale che poteva essere evitato,
Però vediamo, anche dagli errori possono nascere delle conseguenze interessanti e vedo un grosso movimento, quindi stiamo a vedere, magari anche delle brutte scene come queste possono produrre dei risultati inaspettatamente interessanti. Ecco, direttore, però intanto mi scuso perché sto per dirlo a un uomo che insieme alla sua famiglia da 3 anni la notte deve scappare nella tromba delle scale perché grandi nanomissili. Quindi può darsi che la mia sia la classica domanda di quello che è abituato a 80 anni di pace e non ha assolutamente idea di quello che sia una guerra. Le dico questo però, io credo che abbia sbagliato il buon Zelensky in questa vicenda, quando sostanzialmente ha chiesto a Trump di condannare apertamente Putin per tutto ciò che è accaduto, i massacri, Bucha e così via. Ora, se tu vai a chiedere la mediazione, volente o nolente, e questo è il mediatore che è un mediatore interessato, non è Madre Teresa di Calcutta, ma anche se fosse Madre Teresa, tu non puoi chiedere a un mediatore di dire sì, però l'altra parte sono una manica di cornuti, perché così salta la mediazione. Cioè, Trump questo, quando lui gli ha risposto e gli ha gridato nella vita devi capire che devi anche accettare dei compromessi e fare delle concessioni, quando gli ha detto stai finendo i soldati, non hai carte da giocare e così via, cioè un fondo di verità c'era comunque, perché A, le munizioni non crescono sugli alberi, B, che fanno? Ora facciamo come la Germania nazista che mandava i ragazzini di 16-14 anni a piangere davanti agli americani e ai russi che avanzavano. Cioè, ormai è anche vero che c'è un problema di fondo proprio logistico. Chi è che deve andare ancora al fronte in Ucraina? Chi altri devono mandare? Chi è rimasto? E allora a maggior ragione io mi chiedo, ha senso, e lo chiedo anche per l'Europa, ha senso continuare a sostenere Kiev nella lotta fino a quando? Fino all'esaurimento dei secoli, fino alla morte dell'ultimo ucraino? Oppure è più saggio dire benissimo, siete due pugili suonati, con tutto il rispetto, dopo 3 anni di lotta violentissima l'Ucraina ha combattuto con un coraggio veramente eroico, però bisogna anche prendere atto che più di questo non si può fare, anche perché i russi ormai mi sembra chiaro che la loro tattica sia quella dei tedeschi di Falkenhayn a Verdun, cioè la loro idea è noi radiamo tutto al suolo, concentriamo la nostra pressione, dissanguiamo l'avversario, non è che hanno la manovra ardita o la cosa è, loro sanno fare solo il rullo compressore. E però il problema è che il rullo compressore è bello grosso, quindi che si fa? Allora, E tecnicamente le chiedo scusa per averglielo chiesto. no, no, ma tra persone intelligenti e che vogliono capire quali sono le logiche della realtà, le domande sono assolutamente tutte lecite, quindi non c'è bisogno di scusarsi, bisogna fare le domande, anche le domande apparentemente strane o se nelle regole dell'educazione sono sempre ammesse. No, tecnicamente sono d'accordo, cioè quando si va a un incontro così importante, uno deve chiedere quali sono i tuoi obiettivi. L'obiettivo di Trump era evidente, io devo far vedere al mio elettorato americano, perché poi ogni presidente, ogni capo di Stato parla al suo elettorato. Beh, certo. Devo portare a casa un risultato. Il risultato è gli faccio firmare questo accordo sulle terre rare, che è un po' un'estorsione, perché un accordo economico, prima ancora che ci sia la pace, abbi pazienza, potevi anche chiederlo, aspettare dopo. Però vabbè, lasciamo stare, il personaggio Trump non lo possiamo cambiare così. Lui aveva questo obiettivo e l'obiettivo anche di dimostrare che sono in grado di controllare gli ucraini. Questo era il messaggio simbolico. Il presidente Zelensky segue la mia linea. Questo era l'obiettivo. Chiaramente obiettivo fallito. Ma anche il Zelensky con che obiettivo è andato? È andato lì per fare una scena cioè abbiamo due personaggi che hanno due obiettivi diversi e il personaggio più debole, cioè Zelensky, cioè l'Ucraina, in questo gioco, doveva studiare meglio la situazione e dire cosa voglio portare a casa, perché in ogni caso l'America mi serve, in ogni caso l'America io dipendo e quindi non è stata, diciamo, tecnicamente un buon risultato, sono d'accordo.
Riguardo a che facciamo con questa guerra? Beh, il tema è, mettiamo da parte, cioè è chiaro che il mio cuore batte per gli ucraini, anche perché ho amici che combattono sul fronte, in prima linea, e conosco direttamente famiglie che hanno già avuto caduti. Però separiamo le proprie emozioni e cerchiamo di usare una logica. Che cosa conviene all'Europa? Chiaramente all'Europa non conviene che l'Ucraina soccomba e venga completamente invasa dalla Russia, perché ci troviamo domani un'altra decina di milioni di profughi. Quindi questa cosa all'Europa non conviene. E quindi comunque sia, questa guerra va fermata, dando all'Ucraina una condizione di sopravvivenza e di vita e di democrazia. Perché da quest'Ucraina dipendiamo. Cioè, se vi ricordate, queste cose le seguo perché le devo anche scrivere sul mio giornale, ma quando c'è stato il blocco dei porti di Odessa, sono entrate in crisi molte aziende italiane, soprattutto di allevamento. Perché? Perché tra i mangimi delle nostre aziende, delle fattorie, delle aziende agricole, c'è moltissimo del mais ucraino, che è quello meno caro. Chiaro? Sì. Queste aziende sono fatte. Quindi cosa facciamo? Diamo alla Russia uno strumento di ricatto? Se la Russia si prende l'Ucraina, domani ogni volta che vuole fare la prepotente su ogni paese europeo, con la Germania la dipendenza dal gas era un classico strumento di ricatto. Ecco. Quindi la convenienza per l'Europa è che l'Ucraina rimanga libera e indipendente, in modo da allontanare questo pericolo di essere ricattati da un paese che ha un uso dispotico del potere. Riguardo all'aiuti all'Ucraina, ecco, qui possiamo avere idee diverse, ma aiutare l'Ucraina a resistere serve a non rendere troppo costoso e troppo difficile per la Russia continuare questa guerra. Faccio un esempio. Secondo me l'esempio storico più convincente per me è quello della Finlandia. La Finlandia era in guerra durante la seconda guerra mondiale contro l'Unione Sovietica. Cioè, la Finlandia è un paese piccolino. La Finlandia, Sì. tra l'altro, ha anche pochi abitanti, oggi ne ha meno di 6 milioni. Immaginatevi una Finlandia che ha resistito contro l'Unione Sovietica che di milioni ne aveva 200. Mannerheim, il generale che... grande leader militare, grandissima persona, personaggio straordinario, il quale con pochi soldati sciatori finlandesi bloccava colonne di carri armati sovietici che entravano e allora a quel punto lì Stalin, che era un volpone, ha detto: senti, a me combattere contro i finlandesi ci costa troppo, ma troppo. La guerra stava finendo male per i tedeschi, i finlandesi erano alleati, i finlandesi hanno detto: senti, noi tiriamoci fuori finché siamo in tempo, se no questi carri armati ci arrivano fino ad Helsinki, e hanno fatto un accordo. Quell'accordo, la Finlandia ha perso un sacco di territori, ne ha perso una regione che si chiama Karelia, per lo più di boschi, ha perso l'accesso al mare Artico, perché gli erano chiuso, ha perso una città importante che era Viborg. Cosa ha guadagnato in cambio? 80 anni di pace, di indipendenza, è diventato un paese ricco, sviluppato, con una qualità della vita altissima. I finlandesi sono persone molto serie, molto per bene, alto livello di educazione, hanno vinto la pace. Allora questa è la prospettiva dell'Ucraina. Per arrivare a questo, che secondo me sarebbe la vittoria ideale, cioè un'Ucraina che rimane libera e può costruirsi, può diventare un paese prospero, serio, e che dovrà perdere purtroppo dei territori, però questa resistenza è necessaria, perché sennò dall'altra parte non si fanno nessuno scrupolo. Questa resistenza è stata necessaria. Io credo che in questo momento, sarò troppo ottimista, Putin sta accettando qualche colloquio perché a loro la guerra sta costando troppo. E anche loro, è vero che c'è questo rullo compressore, ma se devono chiedere soldati alla Corea del Nord, significa che anche loro dalla loro parte fanno fatica a trovarli. Anche perché se poi cominciano a darci quelli di San Pietroburgo, che sono istruiti, bravo, più ricchi, il regime crolla. quelle famiglie non possono essere toccate, quindi i russi, quelli ricchi delle due grandi città, Mosca e San Pietroburgo, è meglio non toccarli. Quindi. Come si vede di qui a un anno?
Ma io vedo, cerco sempre pecco sempre di ottimismo e regolarmente le mie previsioni vengono sempre, non si realizzano. Però ho l'impressione che stiamo arrivando a una soluzione. Perché comunque l'America è un paese che ha la possibilità di ricattare. Certamente può ricattare gli ucraini, a quanto sono importanti i satelliti americani per gli ucraini Certo. per poter identificare gli obiettivi nemici. Questa è una roba importantissima. Ma dall'altra parte anche la Russia è ricattabile, cioè la Russia comunque sta esaurendo le sue risorse finanziarie, perché questo blocco di forniture di gas, soprattutto all'Europa, e di esportazione di petrolio, che riescono a esportarlo con intermediazioni, ma comunque non in maniera efficiente, sta impoverendo il paese. Quindi ritengo che stiamo avvicinandoci a una risoluzione che scontenterà molto entrambi. Gli ucraini faranno dei sacrifici territoriali, la Russia non potrà dimostrare di aver sbaragliato e conquistato il paese, perché è evidente, però tra un anno mi immagino questo paese nel mezzo di un miracolo economico come è successo in Italia. Cioè dopo la distruzione c'è la creazione, questo è un paese ricco, è un paese anche di gente che lavora, volenterosa, che ha voglia di cambiarlo, e quindi potrebbe essere molto interessante vivere in Ucraina da qui a un anno. Senta, per concludere, una domanda personale, se gliela posso porgere, e poi naturalmente Dai, lei è vediamo. libero di dirmi di sì o di no. Senta, Vediamo. io ho avuto il cancro e il cancro, dal mio punto di vista, è una guerra privata che si combatte all'interno del tuo corpo. Sì. La guerra che io ho combattuto mi ha insegnato, cioè mi ha tolto le remore, mi ha tolto tutta una serie di sovrastrutture, mi ha reso più scarno, più diretto nel guardare le cose della vita. Soprattutto mi fa guardare temi come il dolore personale o la morte con un certo distacco. Io posso temere per gli altri, per le persone a cui voglio bene, posso temere per lei, posso temere per le persone che amo, ma per me non temo più niente in questa vita. Mm. A lei una guerra di questo genere cosa ha insegnato? Se si possono paragonare le due esperienze. No, beh, ma una guerra del genere crea... la metafora della malattia secondo me ci sta perché è comunque un attacco a un corpo molto più esteso, metaforicamente, che è quello di uno Stato, di un paese, di una comunità. Di questa aggressione che è quasi che è esterna, ma che è quasi una malattia. Che danni fa a questo corpo? Che danni fa all'Ucraina? Può fare due danni. La sofferenza, la distruzione possono creare un paese rancoroso, un paese vendicativo, un paese che crea una guerra interna. Questo può essere un risultato terribile, ma esiste. E guardiamo la Germania dopo la Prima Guerra Mondiale. È venuto fuori un paese vendicativo, un paese frustrato, che ha generato al suo interno violenza politica, che poi è diventata una violenza che è stata sfogata in una seconda guerra. Oppure può essere un paese che impara dalla sofferenza e risponde con la vita, con la positività. Quindi l'Ucraina è un bivio da questo punto di vista, perché questo è un tema che mi appassiona culturalmente, ci sono delle forze politiche che vogliono basare la loro, diciamo, piattaforma politica sul rancore verso i russi, e se la prendono con gli ucraini che parlano russo, che sono tantissimi, qui sono più della metà. E questa è una roba preoccupante, perché se tu aggredisci i tuoi stessi cittadini che sono patrioti come te, stai creando un conflitto sociale, stai creando un risentimento. Oppure ci sarà un'altra colina che dirà certamente chi è stato, ci ha fatto del male, chi ha fatto crimini di guerra, che ci ha attaccato, è degno, cioè, di essere disprezzato e possibilmente anche condannato se è possibile, ma non possiamo pensare che ogni persona di quel popolo sia un nostro nemico, e soprattutto non possono essere nostri nemici persone che amano il nostro paese, che hanno combattuto per il nostro paese, ma che da generazioni nella loro famiglia parlano la lingua che adesso vogliono far passare come la lingua del nemico. Ma togliere il russo all'Ucraina sarebbe come togliere l'inglese all'India.
cioè è comunque una lingua internazionale. Ecco, quindi queste sono le due cose per cui ci sta che una guerra non diventi una malattia che va sconfitta anche moralmente, e quindi che un paese guarisca da questa cosa rafforzato. Allora l'augurio è che questo eroico paese che ha saputo combattere con così tanto coraggio scelga la strada del bene. Grazie direttore, al Grazie. piacere di risentirci presto. Volentieri, grazie a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te Antonino. Grazie Sveva e grazie soprattutto al direttore Ugo Poletti, The Odessa Journal. Se volete commentare questo nostro colloquio, io credo che sia uno di quei colloqui che restano, che si conservano, non perché l'abbia fatto io, ma per l'intervistato, per quello che ci ha detto, per quello che ha detto nel corso di questo colloquio, io credo in maniera molto chiara e anche molto sincera. Comunque la pensiate, io credo che questi 30 minuti che abbiamo passato insieme a Ugo Poletti siano valsi il vostro tempo e l'energia elettrica delle vostre radio. Allora, le 19, 10 minuti e 20 secondi, 340-670-9659, se ci sono delle zappe le diamo, dopodiché zappe o WhatsApp che dir vogliansi, vi do un aggiornamento battuto ora dall'ANSA Flash, prosegue il miglioramento del Papa, il quadro resta complesso, sapete che ieri i medici hanno sciolto la prognosi, quindi io incrociamo insomma le dita, ma credo che in un paio di settimane, anche 3, tornerà forte come prima, anche se già si parla di una forte limitazione degli impegni, soprattutto a quanto pare i medici, questo l'ha scritto Dagospia, gli avrebbero chiaramente detto basta con i viaggi intorno al mondo, non è più il tempo. Nel frattempo continua la rissa tra Canada e Stati Uniti d'America. Trump, dazi del 50% su acciaio e alluminio dal Canada, scrive l'ANSA, farò chiudere il loro settore auto in risposta al 25% sull'elettricità imposto dall'Ontario. Il futuro premier canadese Mark Carney promette una risposta col massimo impatto sugli Stati Uniti. Le borse europee bruciano 279 miliardi. Il delitto di Garlasco, indagato l'amico del fratello di Chiara Poggi, sarebbe suo il DNA sotto le unghie della ragazza, quindi colpo di scena, un caso che sembrava risolto con la condanna nei confronti di Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara Poggi, sembrerebbe riaprirsi, vedremo. Il live blog a Jeddah, colloqui tra USA e Ucraina, la Casa Bianca, incontro produttivo. Nel frattempo la guerra continua, raid con droni su Mosca, 3 morti, il Cremlino potrebbe compromettere i colloqui di pace. Zelensky, la nostra posizione è costruttiva, speriamo in risultati concreti. E ancora, lo avete sentito dalle parole dell'onorevole Toccalini, la Camera ha approvato la riforma di accesso a medicina, stop ai quiz. A Buenos Aires intanto è cominciato, è al via il processo per la morte del Diez, insomma il pibe de oro, l'immenso Diego Armando Maradona, morte di Maradona, il processo al via tra tensione e commozione, gli imputati accolti al grido di assassini, assassini. Nella fotografia pubblicata dall'ANSA c'è questa bandiera argentina, l'albiceleste, Justicia por Dios, giustizia per D10S, no, appunto Dios, il dio del calcio, ovvero sia Maradona. Ma adesso, signore e signori, come ogni martedì, è giunto il tempo di In attesa di giustizia. Sigla. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita
vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. E allora la più cordiale buonasera alla signora Valeria Tartaglia, che è la nostra ospite di stasera, e all'avvocato Claudio De Filippi. Buonasera a entrambi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Avvocato, allora noi ritroviamo la signora Valeria. Cosa è successo? Intanto Allora, riassumiamo caro un po' la Antonino, vicenda, oggi c'è perché una è una notizia molto vicenda, se non importante. sbaglio, di tasse È uscita non dico mezz'ora persecuzione, fa, ma un'ora diciamo fa. di un attenzionamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, se ben ricordo. Esatto. Ecco, Le persone avvocato De io? sono Filippi. sovraindebitate. Mm. Pronto? Parto io? Eccoci. Allora, io sento bene. Facciamo Io un anche. attimo il punto con l'avvocato De queste- Filippi, poi signora Valeria, lei ci racconta che cosa è Ok. successo di nuovo. Prego, avvocato. Quindi praticamente questa grande notizia che aspettavamo da tanti mesi, che noi abbiamo richiamato tante volte, non sa bene che ci siamo occupati di tasse, diciamo il 50% delle volte, 51 direi. A questo punto diciamo che molti italiani da oggi sono più sereni, non sono ancora completamente sereni, ma sono molto più sereni, perché tutti quei pignoramenti, tutte quelle azioni esecutive, intimazioni, opposizioni alle intimazioni, ai preavvisi di ipoteca, ai preavvisi di fermo, ai fermi, eccetera, eccetera, i pignoramenti abbiamo già detto, articolo 72 bis, da parte dell'ex Equitalia, Agenzia Entrate e Riscossione, oggi possono essere sospesi. Quindi è una grande notizia, perché molte cause si iberneranno, si sospenderanno in attesa poi dei eventuali pagamenti da parte dei contribuenti. I giudici devono sospendere le cause fino a verifica dei pagamenti rateali, rinviando di mesi, 3 mesi, 6 mesi, quello che prevede la normativa. Quindi mi sembra che questa sia una notizia da dare, perché è importantissima. Sei d'accordo, Antonino? Decisamente, direi, decisamente. Ottimo. Riguarda tanti italiani. Il Corriere della Sera parla di 23 milioni di italiani sovraindebitati. Io non sono uno statistico, no? Come quelli che vanno nei salotti TV, ma secondo me questa diciamo quantificazione è per difetto, cioè ci sono molti di più. Però è una mia impressione, quindi io non posso dire, però se fossero anche solo 23 milioni, pensiamo quante sono famiglie, l'80% di famiglie e aziende sono sovraindebitate di tasse. Quindi questa è la situazione. Quindi questa è una notizia che io direi che do quasi in anteprima, perché è uscita 1 ora e 20 minuti fa, quindi mi sembra che sia una notiziona. Detto i moduli sono online, scaricabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, però è molto più difficile degli altri anni portarla avanti, perché è meglio affidarsi a qualche professionista, avvocato, commercialista, non pro domo nostra, ma perché non è semplice, questo lo dico, più difficile dell'anno scorso, più difficile della quater normale. Adesso però, per chiudere e passare alla signora, direi che c'è un'altra questione che è aperta ancora, per cui la Lega ha fatto tanto. Mi sembra che il fine settimana, sabato e domenica, ci siano stati tanti banchetti in tutta Italia, ha parlato ovviamente di rottamazione quinquies. Diciamo che è l'unico movimento che spinge molto su questo argomento, per cui i cittadini sono molto attenti alle tasse ovviamente, e quindi la quinquies partirebbe, la quater bis plus come viene chiamata, riapre i termini per tutti coloro che sono decaduti dalla rottamazione quater fino al 30 giugno 22. Tutte le cartelle notificate entro il 30 giugno 22, semplicisticamente non è proprio così, ma va bene. Dal 1 luglio 22 dovrebbe operare questa quinquies che il nostro onorevole, ricordami tu il nome, Antonino, Gusmeroli. Esatto, Alberto Gusmeroli, che è venuto in trasmissione, ha presentato un'ottima proposta, perché è così, 120 rate, 8 rate di ritardo per tutte le cartelle dal 1 luglio 22, e si parla addirittura al 31/12/24, 31/12/23. Quindi chiuso questo argomento, quindi speriamo che la quinquies venga approvata al più presto, perché ce n'è bisogno e gli italiani sanno quanti debiti hanno
il fisco che non riescono a pagare con sanzioni molto elevate fino al 360%, è difficile pagare le tasse, e quindi adesso questo discorso qua io l'ho voluto lanciare perché mi sembra importante che i radioascoltatori sappiano che c'è una luce di speranza in fondo al tunnel, e quindi parlerei della signora Valeria. Certo. La signora una cosa, Valeria, se posso, prima di Tattaglia, passare alla signora praticamente Valeria. con il marito Ceci hanno subito un'iniziativa da parte dell'INPS che in realtà c'è una nuova legge, possono subire tanti diciamo contribuenti. Ci dica lei, signora, prego. Allora, innanzitutto ringrazio per essere stata invitata di nuovo a parlare, ringrazio l'onorevole Salvini perché è l'unico, secondo me, che in questo momento sta portando avanti le problematiche di noi cittadini comuni, tant'è che ho preso la testa della Lega, cosa che non avevo tessere io, e ringrazio anche l'avvocato De Filippi perché, devo essere sincera, è un avvocato molto preparato, soprattutto anche in queste cause, e anche lui lotta per queste discriminazioni. Per farla breve, il 3 di marzo, che è il giorno della pensione, ci chiama la banca dicendo che non avevano potuto pagare la rata del mutuo perché non era arrivata la pensione. A quel punto lì io mi collego sul sito dell'INPS con lo SPID e mi trovo davanti il cedolino di mio marito con scritto 0 euro. Guardo bene e vedo la pensione lorda di mio marito, sotto riportato IRPEF, trattenute IRPEF dell'anno precedente pari a 1.800 e passa euro, e più le trattenute normali, quelle comunali, quelle regionali e quelle delle persone fisiche. A quel punto lì rimango un attimo basita, chiamo il direttore dell'INPS di La Spezia, che ho avuto il piacere di conoscere, e gli chiedo come mai questa cosa qua, perché sinceramente non capivo. Lui era in ferie e mi dice: guardi, controllo, le faccio sapere. Mi riscrive dicendomi: sì, guardi, c'è questa nuova legge dove l'erario dà mandato all'INPS di trattenere questi soldi, questi debiti, oltretutto debiti fatti da loro, perché poi l'ESP se la calcolano loro nella pensione, quindi con un conguaglio, e quindi vuol dire possono portare la pensione a zero. Il prossimo mese mio marito ha un debito di 2.600 euro perché le trattenute IRPEF erano state più basse. Il prossimo mese ne torneranno 800. A quel punto lì vado a leggere su internet e mi trovo degli articoli, Sole 24 Ore, altri articoli di giornali, dove dicono che ci sarà questo scherzo, che poi troppo scherzo non lo vedo, fatto da chi non si capisce, dove i pensionati nel mese di gennaio e di febbraio potranno vedersi azzerare le pensioni, perché non c'è più il discorso della trattenuta del quinto, bensì possono portare la pensione a zero finché non hanno raccolto, diciamo, il debito. Adesso io capisco, però allora nessuna notifica è arrivata né sul sito dell'INPS, non si è sentito niente per quanto mi riguarda, penso alla televisione. Cioè, io vorrei capire, ma come può una persona andare avanti se ha la pensione a zero? Cioè, ci sono delle spese che uno ha mensilmente e vorrei capire come possiamo fare a pagarle. E credo che io ho sempre saputo che non si può andare al di sotto dei 1.000 euro, che deve essere trattenuta praticamente una quota in base alla pensione che uno prende e poi portata per i vari mesi. Questo non si può fare in questo caso, l'ho chiesto anche al direttore dell'INPS perché mi ha detto no, in questo caso l'erario dice no, tu prendi tutti i soldi che puoi e li metti da parte. Adesso, io sinceramente comincio a essere un po' stanca, e prima l'agenzia delle entrate, adesso abbiamo l'orario. Cioè, gli dico anche al direttore: scusi, ma i conti delle trattenute IRPEF vengono fatti da voi? Cioè, io poi alla fine mi trovo ad avere una pensione zero perché qualcuno ha sbagliato. E
E lui mi risponde che non è una persona che li fa, ma è un computer. Ma sul computer i dati qualcuno ce li deve mettere, perché io non ho ancora trovato un computer che ragiona da solo. Quindi vuol dire che qualcuno dentro i parametri ce li ha messi. Ma io credo che non sia normale arrivare a togliere la pensione alle persone portandola addirittura a zero. Cioè, questo è un illecito per quanto mi riguarda, ed è una cosa bruttissima, perché nessuno la sapeva. Cioè, ci sono migliaia di persone che hanno avuto la pensione a zero senza che noi venissimo avvisati. Io non riesco, cioè veramente comincio ad avere una nausea verso lo Stato veramente allucinante. Io devo essere onesta, io avevo votato la Meloni, perché non mi vergogno a dirlo, perché pensavo che potesse fare determinate cose, e invece mi trovo che l'unico che sta combattendo per noi cittadini è Salvini, ma che però non si capisce perché gli vengono messi i bastoni fra le ruote, perché non riesce a fare la quinques, non si riesce a fare questo, senza contare che i cittadini non ce la fanno arrivare a fine mese. E in più cosa fai? Mi azzeri la pensione? Io non so se questo è il modo, cioè è diventato uno Stato di polizia proprio, non c'è più il diritto, cioè noi non abbiamo più diritto. Ma non abbiamo più diritto proprio. Signora, guardi, se la letteratura può dare una mano in tutto questo, le suggerirei di leggere questo racconto di Franz Kafka che si intitola Nella colonia penale. Questo racconto del 1919 racconta l'invenzione di una macchina che è una specie di grattugia sulla quale con centinaia di aghi di vetro è praticamente riprodotto il testo della condanna a cui ogni condannato deve essere sottoposto. Il condannato viene messo a pancia in giù, la macchina cala con i suoi aghi sulla schiena del condannato e comincia a scrivere il testo della condanna. Attraverso gli ugelli di questi beccucci di vetro esce anche del veleno fino a quando il condannato non muore. Ecco, a me sembra che a lei un giro nella colonia penale stia toccando, perché sembra veramente una storia degna di Kafka. Avvocato, cosa possiamo fare? Ma guardi, io le dico, se posso intervenire un attimo, lei mi ha consigliato questo racconto di Kafka, io le consiglio invece un libro che ha scritto un frate esattamente parliamo del 1800, anche prima, dove praticamente lui cosa fa? Era in un convento e decide di andare in un'isola vicino per praticamente battezzare tutti i pinguini, cioè tutte le persone che c'erano in quell'isola. Parte con la sua barca, va in questa isola, ma in questa isola non ci sono persone, ci sono pinguini. Quindi lui si trova un attimo in difficoltà perché dice: come faccio a battezzare dei pinguini? Per cui da lassù in effetti c'è questo congresso di persone che sono a fianco a nostro Signore che dicono: no, ma il pinguino non lo puoi battezzare, no? Ma lui dice: no, ma io lo devo battezzare. La morale della favola: si crea alla fine una società come quella umana. Quindi viene fatto un Parlamento, questo, quell'altro. Chiaramente i pinguini più ricchi erano pochi. Durante una seduta in Parlamento dicono: bisogna tassare i pinguini più ricchi, in modo tale da cercare di risollevare tutto. Invece alza la mano un pinguino di questi e dice: no, dobbiamo tassare tutti gli altri pinguini, quelli poveri, perché sono di più di quelli ricchi. E quindi alla fine noi guadagniamo di più. E così votano per questa cosa. Quindi parliamo di un libro che è vecchissimo, ma è esattamente quello che sta succedendo. Le persone che hanno più difficoltà sono molte più di quelle che non ne hanno e quindi a quel punto si va a colpire sempre loro. Ma alla fine la mia domanda è: ma quando avrete finito di colpirci tutti, cosa succede? Perché arriverà un momento che se io non riesco a portare il cibo in tavola ai miei figli, arriverà un momento che ci sarà una guerra tra poveri.
ma lì sarà difficile poi intervenire, perché io ho sempre pensato che lo Stato dovrebbe trattare le persone come un buon padre di famiglia, perché io nella mia famiglia, per prima cosa, penso al benessere della mia famiglia, non per essere egoista, ma perlomeno a dargli le cose normali. Dopodiché, giustamente, se mi avanza, darò una mano al vicino, darò una mano all'altro vicino, e così facendo si può risolvere. Ma se io devo togliermi il pane nella mia famiglia per darla al vicino, non è normale. Ma questo sta succedendo nello Stato. Certo, Cioè, questa decisamente. cavolo di guerra, che io continuo a ripetere, mi scusi come la penso, ma io sono dell'idea che Putin non viene a attaccare l'Europa, ma questa guerra, dove vengono stanziati 800 miliardi di euro per le armi, per quant'altro, ma non è prima che mettiamo a posto i problemi in casa nostra e poi parliamo di altro? Io ho fatto un discorso con un assessore che è il vice sindaco di La Spezia, dove gli ho fatto presente questa cosa. Chiaramente la risposta è: ma non ci sono soldi, perché il governo prima li ha bruciati. Gli ho detto: sì, ma noi cittadini siamo stufi di sentire che il governo prima ha bruciato i soldi, perché io la risposta la voglio ora. Perché sennò facciamo presto tutti a dire: ma prima. Dico, dovevate fare la quinquest, andare dietro a Salvini, è un vostro, fa parte della vostra coalizione, non lo state facendo. La risposta è stata: ma l'abbiamo fatto. Ho detto: no, avete fatto la quarter. Però hai visto, mi ha detto, la quarter l'abbiamo fatta noi, di questo governo. Gli ho detto: scusa, perché tanto ci siamo del tu. Si chiama quarter perché è la quarta volta, se no si chiamava prima. Avete solo riaperto la quarter. Sì, abbiamo riaperto la quarta, quindi non l'avete fatta voi, assolutamente. Però vi stanno chiedendo di fare la quinquest, di dare una mano ai cittadini, di poter farli andare avanti, di poterli fare respirare. Cosa si inventano? Diciamo all'erario che può prendere le pensioni e spazzolarle via. Io lo trovo assurdo proprio, assurdo. Lo trovo assurdo veramente anch'io. ti verrebbe Lo trovo voglia di assurdo fare, anch'io, cioè signora. veramente spesso dico: rischio di fare come Michael Douglas in quel film Un giorno di ordinaria follia, perché ormai non ne posso più io di questa gente, non ne posso più. È un continuo, uno cerca di rialzare la testa e te la riabbassano. E allora dove vogliamo andare? Cioè non lo so, che Italia vogliamo? È quello che non capisco. Vorremmo un'Italia più Mi scusi lo giusta, questo è il sfogo. punto. Vorremmo un'Italia più giusta. Le chiedo 10 secondi di pausa e Sì? torniamo subito. Mi sentite? Sì, Sì? Sveva. Io sì. Mandiamo un jingle, sono le 19:31. Ok. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, rieccoci, le 19:32 minuti e 10 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è lo spazio in attesa di giustizia con l'avvocato Claudio De Filippi che stiamo cercando di recuperare e la signora Valeria Tartaglia. Sì. Signora, lei è la voce dell'Italia tartassata, dell'Italia che veramente... Dell'Italia stufa, glielo assicuro, Esatto, stufa. e questo tra l'altro Stufa perché io ho vorrei... lavorato 40 anni, ha capito? Lo so, ma io vorrei Ho pagato i dedicare... contributi per 40 anni, come mio marito, come tanti altri. E poi ci troviamo in queste condizioni. I soldi non ci sono, dove li ha messi i soldi? Ecco, E soprattutto io vorrei... dove li state mettendo ora o dove li volete mettere, che è diverso. Scusate se vi interrompo, abbiamo Sì. di nuovo l'avvocato. Eccoci. Io vorrei dire una cosa, vorrei dedicare questa conversazione a tutti quelli che davanti alla notizia della riapertura della rottamazione quater o quando entrerà in vigore la rottamazione quinquies Sì. diranno che questo governo tutela gli evasori. Evasori un cacchio, se permettete.
Avvocato De Esatto. Filippi, che possiamo fare per la Caro signora Antonino, Valeria? Esatto, sono d'accordo No, con ma te. non è un Scusate, discorso di problemi evasori, batteria, perché si perché i chiama miei cellulari quarter. sono Scusate vecchi, un attimo, Vuol dire scusate che un per attimo. 4 volte i Allora, governi dicevo di questo. prima, Sì, un cioè quelli attimo di però, sinistra, attenzione, l'hanno una alla volta, fatta. se Quindi no non adesso è si inutile che capisce. dicono evasori, perché l'hanno fatta anche loro. Qua Avvocato, prego. importante. Ma il caso della signora è un caso emblematico perché non riguarda solo lei, ma da una nuova legge che è entrata in vigore inizio anno si prevede che possa amministrazioni pubbliche effettuarsi questa compensazione o trattenuta che è in barba ai pignoramenti, cioè se il pignoramento, devo fare un pignoramento alla signora o al signore, il marito della signora, lui fino a 1.000 euro non paga nulla, oltre 1.000 euro paga il 20%. Quindi diciamo che con 100 euro più di lì o poco più al mese estingue il debito. Se invece utilizzo questo sistema compensativo o di trattenimento di somme, indubbiamente aggiro la regola del pignoramento, quindi secondo noi la legge potrebbe essere incostituzionale. Infatti facciamo con la signora un'opposizione dicendo che secondo noi è incostituzionale. Però volevo dire ad Antonino una cosa che secondo me lui ha già pensato e quindi dice va bene, il caso della signora, il caso del marito della signora non c'ha questi problemi, diciamo così, di sopravvivenza per conta sua, ma quando il pensionato deve solo confidare sulla misera pensione o sulla piccola pensione che ha, Esatto. indubbiamente le cose diventano molto più serie. Si può trovarsi anche per parecchi mesi a non avere più un trattamento pensionistico, quindi diventa una questione di costituzionalità, cioè che questa legge potrebbe essere giudicata da un giudice, ovviamente non conforme alla Costituzione. Poi, mi sentite ancora? Sì, sì, perfettamente. Ottimo. Poi un'ultima cosa che volevo dire, che sicuramente è una cosa importante, che sì, oggi gli italiani sono più contenti e lo devono in gran parte alla Lega, non solo alla Lega, perché il centrodestra è unito in un programma che contempla anche l'abbattimento delle tasse e la riduzione delle sanzioni e quant'altro. Però attenzione, il movimento, come dice Antonino, che più, e non lo dico per piaggeria ma perché è vero, che si adopera con tutte le sue forze per far approvare la rottamazione quinquies è indubbiamente la Lega, quindi che ha spinto addirittura la signora a prendere la tessera. Quindi la situazione è questa, che è un movimento che si occupa di cittadini in difficoltà, che sempre con il riferimento alla notizia del Corriere, 23 milioni di cittadini italiani in difficoltà con le tasse. Ma questa è una notizia spaventosa, perché ovviamente vuol dire che la Lega aiuta tutti questi 23 milioni di cittadini con queste iniziative assolutamente encomiabili e non da criticare, come fa impropriamente la sinistra, che non propone nulla da un punto di vista delle tasse, non ha una politica fiscale e non avendo una politica fiscale deve avere un bacino diciamo elettorale assolutamente di dipendenti o di pensionati, di gente che però non può avere sicuramente un bacino che riguarda le partite IVA, i professionisti, gli artigiani, i commercianti e gli imprenditori agricoli, ma anche le famiglie. Le famiglie sono sovraindebitate, le famiglie sono indebitate di tasse, come testimonia la signora Valeria stasera, e quindi questa iniziativa della Lega può portarla ad aspirare a delle percentuali molto superiori rispetto a quelle attuali, perché c'è attenzione ai bisogni effettivi dei cittadini e c'è bisogno di ascoltare il popolo. Quando la politica è lontana dal popolo, indubbiamente arriva la batosta. La Lega la batosta l'ha già presa. Io penso che con questa attenzione, con questa sensibilità alle esigenze dei cittadini, che non sono evasori, diciamolo sempre, non sono evasori coloro che non ce la fanno, sono persone oneste che hanno debiti fiscali, perché i disonesti non ce li hanno i debiti fiscali, molto spesso perché non dichiarano nulla, oppure perché pagano con proventi di natura poco legale.
quindi illecita. Allora, quindi la questione è questa, quindi noi abbiamo da difendere gli onesti che fanno fatica e per cui non ci si deve vergognare a dire ho usufruito della rottamazione, perché le sanzioni sono così elevate, dicevamo, che portano i cittadini a non essere in grado di pagare e quindi la rottamazione azzera le sanzioni, azzera gli interessi, azzera l'aggio e porta a pagare quello che originariamente andava pagato più il 2%, con l'interesse giusto da dare allo Stato. Dai a Cesare quel che è di Cesare. Senza contare che quando si fa una causa, si fa un ricorso, ho scoperto purtroppo a mie spese, che quando si fa un ricorso con l'avvocato, poi ti arriva dal tribunale da pagare i contributi, mi sembra che si chiamano, che vanno dalle 170 alle 50. Sì. Ma per quale motivo? Perché io sto già pagando un professionista, di là c'è un giudice che ha pagato dallo Stato, perché devo pagare anche questo? Cioè mi dà l'impressione che vengono create delle tasse, dei balzelli così, cioè un po' come quella del fiorino, no? Ormai siamo al fiorino, un fiorino per entrare, un fiorino per uscire, cioè continuo a pensare... I contributi unificati, signora, hanno sanzioni del 200%, questo esatto. è eccessivo, quindi il 200% che chiede lo Stato non lo dico io, ma lo dice la Corte di Giustizia di Lussemburgo, lo dice la Corte di Cassazione, lo dice la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, è eccessivo, non è proporzionato. Quindi il minimo del contributo unificato di sanzioni è il 3% che lo Stato può avere, però applica spesso il 100 e spessissimo il 200%. Se io devo dare 1.000 euro, lo Stato me ne chiede 3.000, se devo dare 500, lo Stato me ne chiede 1.500. Capiamo questa anche necessità dello Stato per ragioni di economia generale, per ragioni di bilancio, ma attenzione, non bisogna mai sfociare in un tributo che non è poi equo e in questo caso non proporzionale, non proporzionato, dice la Corte di Giustizia di Lussemburgo. Quindi a questo punto si può impugnare anche il contributo unificato perché ha sanzioni eccessive. Ricordo un'ultima cosa, che tutte le sanzioni, compresa quella del contributo unificato, si prescrivono in 5 anni. Se i tributi a volte si prescrivono in 5, a volte in 10, le sanzioni sempre in 5 anni. Quindi spesso sono anche prescrittibili molto facilmente. Certo. Allora, io... Posso farle una domanda, scusi? Sì, io ma non è possibile avere un giorno, perché io la seguo sempre ormai, no? Dopo che l'avvocato De Filippi mi ha parlato di questa radio, quindi la seguo sempre. Non si può una volta invitare Salvini, scusi? È una buona idea, cercheremo di averlo in trasmissione. Sarebbe innanzitutto, credo, una buona pubblicità per lui, visto che in effetti sta facendo delle cose giuste. E soprattutto perché, le ripeto, io comincio a sentire la gente che comincia a passare verso la Lega. Cioè la Lega ha avuto un tracollo, non sono qua a dire per quale motivo, per quale no, ma secondo me è tutto orchestrato. Però in questo momento la Lega è l'unica che fa gli interessi dello Stato. Parliamo degli immigrati, parliamo delle tasse, parliamo di queste cose, della detassazione. Cioè, se lui venisse magari a parlare in qualche maniera o facesse magari degli incontri anche nelle varie città, capito? A spiegare cosa sta succedendo, perché purtroppo ho notato che spesso anche quelli che sono della Lega, che sono nei vari comuni o province, perché io li ho chiamati, ti dicono: ah, ma io mi occupo del comune. Ho capito, ma tu dovresti spiegare a quelli del tuo comune cosa vuol dire questo, perché se no alla gente non lo capisce. E quindi Salvini dovrebbe far fare dei giri anche ai suoi, a tutti quelli che sono nelle varie giunte, in modo tale che facciano degli incontri con i cittadini e gli spiegano cosa vuol fare la Lega, perché se no alla fine poi cade un po' tutto, no? Allora, io allora la ringrazio per il quello. suggerimento e ringrazio anche l'avvocato Claudio De Filippi. Noi ci ritroviamo martedì prossimo perché il nostro tempo è scaduto, però voglio ringraziarla, signora, sappia che qui il microfono per lei è sempre aperto. Grazie. Io la ringrazio e siete molto gentili.
Però provi a chiedere se Salvini può venire in studio. Proviamo, vediamo che possiamo fare. Grazie. Sarebbe utile. Ok, grazie, buonasera a tutti e buonasera avvocato. Buonasera a entrambi, buonasera. Allora, noi chiudiamo qua la nostra trasmissione e chiudiamo con una buona notizia. Sembrerebbe sì di Kiev alla proposta di 30 giorni di tregua. Batte l'ANSA, Rubio la palla ora è nel campo della Russia. A Jeddah i colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina. Gli USA revocheremo subito lo stop agli aiuti all'Ucraina. L'accordo sui minerali sarà firmato il prima possibile. Quindi se i russi accetteranno questo accordo, che peraltro permette di estendere il cessate il fuoco con il mutuo consenso delle parti, probabilmente questi due paesi usciranno da quest'incubo che dura dal 22 di febbraio, dal 24 febbraio dell'anno del Signore 2022. Chiudiamo con una nota di speranza, grazie per essere stati con noi, appuntamento domani alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Ci salutiamo con Renato Raschel, arrivederci Roma del 1954, 32 anni senza mio nonno Carmelo che ce la cantava sempre quando eravamo ragazzini, a noi nipoti. Arrivederci Roma, arrivederci nonno. Grazie a tutti voi. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Non è così che passo i giorni, baby. Come stai? Sei stata lì e adesso torni, lady. Come stai? Io sto qui e guardo il mare. Sto con me, mi faccio anche da mangiare. Sia così, ridi pure, ma non ho più paura di restare senza una donna. Come siamo lontani senza una donna. Sto bene anche domani senza una donna che mi ha fatto morire senza una donna. È meglio così, non è così che poi comprarmi, baby. Tu lo sai, è un po' più giù che devi andare, lady, al cuore, e se ce l'hai. Io ce l'ho, vuoi da bere, guardami, sono un fiore, non proprio così, ridi pure, ma non ho più paura di restare senza una donna. Come siamo lontani senza una donna. Sto bene anche domani senza una donna che mi ha fatto morire. Io sto qui e vado al mare, ma perché continuo a parlare? Non lo so, ridi pure, ma non ho più paura, forse, di restare senza una donna. Come siamo lontani senza una donna. Sto bene anche domani senza una donna che mi ha fatto morire senza una donna. Vieni qui, come on in, senza una donna. Ora siamo qui, senza una donna. Oh, sto bene da domani senza una donna che mi ha fatto morire. Bem ditador, me deixa em paz. Bem ditador, me deixa em paz. E se ele some quando eu tô na cama, melhor deixar de vez. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não vale ir embora. Já chegou
nas estradas sem mentira pra não ter demora, sem demora. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz. É brilhante na corpo a corpo na balada. Ela não vibra sem o som que não rola na dança. Deixa essa menina solta. É cor de rosa, sorriso e samba que quando solta seus olhares, namoradeira que quando corre pede descalça. Deixa essa menina solta. Ela joga nas estradas sem mentira pra não ter. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz. Sem expectativa, saturação da vida. 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 Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.